Presidente Contaziato di Angelo, che lo ringraziamo per questo splendido spazio e potrà certamente raccontarci qualche storia degli artigiani. Buonasera a tutti e grazie a tutti i relatori, grazie al professor Martini, grazie a Ava che ci ha dato la possibilità di organizzare con il sindaco di Ava, grazie al prefetto che è qua con noi. Abbiamo avuto modo di incontrare 2 settimane fa, sempre un incontro che abbiamo fatto con il sindaco di Ava, che aveva coinvolto le associazioni, e abbiamo trovato una persona molto sensibile, molto pronta, che ha accettato subito anche l'invito di questa sera, capendo anche le problematicità che sta vivendo questo nostro territorio. E prima il sindaco di Ava ha parlato soprattutto della gestione Veneto Banca, quindi conosce soprattutto la gestione Veneto Banca. Noi e me, come coordinato Ava Venuto di Luna, copriamo anche il territorio del Vallo Vedanese, che era appena radicata anche la Banca Popolare di Vicenza, avendo acquisito la banca Celestino Fila. E quindi noi siamo colpiti da entrambe le vicende, dalla Popolare Vicentina e dalla Veneto Banca, e dopo anche le crisi ci sono state. Abbiamo qui anche i responsabili del credito cooperativo, che grazie per essere qui presenti, però anche questa è una banca che è uscita dalla posta per il commissariamento. Anche durante il periodo del commissariamento un po' di incertezze per le nostre imprese, per i correntisti della banca ci sono stati. Però sicuramente non è successo quello che è successo con quelle delle banche, con le perdite pesanti che ci sono state nel nostro tessuto economico, nelle nostre imprese. Noi in qualche maniera abbiamo cercato di sopperire attraverso i nostri consorzi figli, e quindi siamo riusciti a lo stesso soddisfare le richieste di credito che provengono dalle nostre imprese, un po' meno magari di imprese di crisi, perché del credito erano solo richieste per andare a ricoprire, a ricontrattualizzare il credito esistente. Questo almeno fino all'ultimo anno. Adesso forse c'è qualcosa che sta riprendendo, qualcuno che sta ricominciando a investire. E tale uno degli aspetti che volevo chiedere al professor Martini è anche capire l'intenzione del governo in merito ai consorzi figli, perché queste sono state forse l'unica realtà del nostro territorio che ha tenuto, che ha dato la possibilità alle nostre imprese di avere dei affidamenti. Quindi capire se ci sono anche delle logiche, delle azioni in atto su questi, perché questi si vedono sempre più in difficoltà, perché tante volte magari il credito buono, le banche utilizzando il credito centrale lo danno direttamente, e cercano di lasciare i consorzi figli solo quello che è più desiderato, quello più in difficoltà, creando un po' di problemi anche per queste nostre strutture. E quindi, come dicevo prima, noi abbiamo vissuto il problema di entrambe le banche. Però secondo me è difficile dire che c'è un problema delle banche senza andare a considerare in questo nostro paese anche un problema, qualcosa che ho detto anche del prefetto, della giustizia civile. Perché secondo me vanno a pari passo, perché se sono successe certe cose che sono successe all'interno delle banche, quando dicendo che la Veneto Banca le maggiori sofferenze le ha avute da 100 posizioni che rappresentavano il 25% dei loro clienti, naturalmente anche questa banca ha avuto difficoltà a poter rendere conto, chiedere garanzie, chiedere a queste persone, a queste società di entrare. Questo è quello che capita tante volte alle nostre imprese, a noi come artigiani, con le difficoltà che abbiamo, dove a trasformare una causa civile sai quando inizi, non sai come andrà e quando finirà. Questo fa sì anche che ci siano le imprese estere che agiscono nel nostro territorio di investire, perché non c'è la certezza del diritto. Nel paese dove è nato il diritto, dove la base del diritto non c'è la certezza del diritto, e quindi con cause che vanno avanti anni, con tribunali, dei nostri dati, delle nostre analisi che hanno degli organici sottodimensionati rispetto al numero di imprese, tant'è che tante volte ci verrebbe voglia di mettere nei contratti che stiputiamo foro competente un tribunale di Trento o un'altra regione, anche tutto
vicino non è statuto speciale, perché dobbiamo considerare anche questa particolarità del nostro territorio. Noi siamo un territorio straniera a confine tra due realtà a statuto speciale, il Trentino e il Friuli-Venezia Giulia, e le nostre imprese molte volte si trovano a competere con bene, il settore alberghiero, non solo, con altre strutture, con altri territori che hanno molte più possibilità, molte più capacità di spesa e hanno anche un apparato burocratico più snello e poi anche più vicino alle imprese. Quindi credo che alcuni temi li abbiamo rivelato e li affrontati. Adesso lascio la parola ai relatori e dopo